Come hai vissuto questo esame così inedito al tempo della pandemia? Ma allora, diciamo che ci sono state delle difficoltà comunque, soprattutto nel velocizzare, nel dover velocizzare i tempi perché comunque preparare la relazione non è stato proprio facile facile, però comunque dai, si fa. È andata bene, adesso si può fare festa. Come hai vissuto l'ultima notte prima degli esami? Boh, in realtà ho dormito, cioè non ho avuto nessun tipo di problema col sonno, quindi anzi, spero che il sonno mi possa dare una mano durante questo esame. Tutto qua. Volevo andare a letto presto per dormire e essere pronto stamattina, però sono andato a letto alle 2, ho preso sonno alle 2. Ero agitato, il giusto secondo me, perché è sempre un esame di maturità anche se facciamo solo la parte orale. E sono molto fiducioso sinceramente. E speriamo bene. Ma sono tranquillo, dai, insomma, sta bene, nessun problema. Tra le 5 fasi di questo esame, quale hai trovato più impegnativa? Beh, la terza fase, quella in cui bisognava parlare di tutte le materie contemporaneamente, cioè tutte insieme, è stata particolarmente difficile perché ovviamente non ci si aspettava cosa stavano per chiederti e bisognava fare un sacco di collegamenti, quindi è stata quella un po' la più complicata. Come ha vissuto da mamma la preparazione dell'esame del figlio? È abbastanza in ansia sì. Però insomma dai, tranquilla, tranquilla. Come funzionano gli esami di maturità quest'anno? Quest'anno gli esami di maturità si terranno in forma ridotta, è previsto un unico colloquio orale da parte degli studenti e poi che discuteranno insomma su degli elaborati, delle tesine riguardanti le varie materie. Gli studenti vengono accolti in entrata da un volontario della Protezione Civile e poi seguendo un percorso predefinito entrano a fare il colloquio vero e proprio, prima sanificandosi le mani con del gel igienizzante e indossando obbligatoriamente la mascherina. Ma io penso che insomma ci siamo abituati, ecco, e la risposta è stata sicuramente positiva. Credo che responsabilmente ognuno di noi, docenti, famiglie e soprattutto i ragazzi, abbiano responsabilmente preso atto che quest'anno scolastico non poteva finire in presenza. E quindi quello che forse all'inizio sembrava essere così una situazione transitoria di pochi giorni, poche settimane, dopo è diventata definitivamente per tutti una situazione appunto che non avrebbe avuto altra soluzione. E quindi tutti si sono dati da fare, io credo che in maniera anche molto positiva. Adesso con gli esami di Stato vedremo gli esiti, che io però confido saranno sicuramente positivi.